Dottore Palermo, arrivano nuovi incarichi aggiuntivi oltre alla direzione del parco? Sì, mi è stato affidato ad interim la direzione del polo museale di Agrigento, quindi un ulteriore impegno che spero di condurre adeguatamente. È un impegno naturalmente a termine in attesa della rimodulazione dell'apparato del Dipartimento. Quindi, come dire, sono chiamato a un ulteriore servizio, lo faccio naturalmente molto volentieri e spero in questi mesi insomma, di contribuire alla crescita di questa Quindi si può creare una sinergia, diciamo, fra le varie strutture che ci sono, ma quali sono le novità in itinere che state sviluppando? No, guardi, è troppo presto naturalmente perché mi sono insediato da poco e la mia è una Anche come ente parco direzione, in generale. sì, ma adesso è troppo presto diciamo, per parlare di effettive sinergie, di questo si potrà parlare qualora l'assessore e il dirigente generale decidano di accorpare i due enti. In questo momento diciamo, le strutture sono formalmente separate e quindi diciamo, in quest'ambito io opererò sperando diciamo, di contribuire a sviluppare le linee già tracciate da chi mi ha preceduto naturalmente e in attesa di vedere diciamo, quello che succederà nel prossimo futuro. Tra l'altro c'è stata la riapertura ufficiale con un convegno nazionale dell'ordine commercialisti, quindi diciamo, dobbiamo registrare alla fine i vostri sforzi sono stati premiati. Sì, quello era un altro impegno ulteriore che ci siamo assunti, diciamo quello della gestione del Palacongressi. Il Palacongressi sta crescendo con grande impegno, devo ringraziare naturalmente tutto il personale che con grande sacrificio, con abnegazione ci sta consentendo di gestire al meglio di questa struttura che è fondamentale relativamente a quello che può essere il turismo congressuale. Stiamo registrando tanta attenzione, abbiamo già richiesto addirittura per ottobre del 2019, quindi anche l'avere ospitato il congresso dei commercialisti a livello nazionale ci sta facendo crescere anche nella promozione, tant'è che immediatamente dopo ci sono pervenute due richieste di utilizzo, insomma stiamo andando avanti. Segno che è una struttura insomma, importante per la città ma anche per la regione, un centro congressuale ad Agrigento in piena Valle dei Templi, è chiaro che insomma, diventa un must da seguire. Assolutamente sì, non ce ne sono diciamo, di pari grandezza, di pari qualità nel resto della Sicilia e anche oserei dire dell'Italia meridionale, quindi è una struttura di eccellenza che va naturalmente gestita al meglio. Noi confidiamo anche di avere ulteriori supporti diciamo, in termini di dotazione di personale e anche di dotazione finanziaria perché abbiamo fatto un grande sforzo con la riapertura e adesso piano piano insomma, riprenderemo piccoli interventi che faranno sì che il Palacongressi possa essere utilizzato al meglio nella sua completezza. Abbiamo da poco fatto dei piccoli interventi che hanno sistemato l'area del parcheggio che è stata inibita per il problema delle radici che sì, abbiamo sistemato, abbiamo risolto anche un altro piccolo problema che riguardava i muretti esterni con i ferri che erano stati arrugginiti, sì, che costituivano anche un pericolo e quindi anche quello è un problema che abbiamo risolto. Insomma si va avanti a piccoli passi però diciamo, gli orizzonti sono molto ampi.